Signori, cominciamo tra un minuto, quindi vi prego di prendere posto. Buon pomeriggio, ben trovati a Valdobbiadene. Benvenuti al Festival Nazionale dell'Innovazione Scolastica. Siamo alla terza edizione e forti dell'apprezzamento riscosso a più livelli in modo trasversale dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria, dirigenti scolastici, docenti, e questo apprezzamento dimostrato anche dai numeri, perché sono numeri in ascesa vertiginosa per quanto riguarda la partecipazione. Abbiamo più di 350 docenti iscritti e più di 100 progetti che sono giunti dalle scuole di tutta Italia, di tutta la penisola, isole comprese. Questo è un motivo di grande soddisfazione per tutto il comitato organizzatore. L'edizione 2023 è un'edizione di consolidamento ed è un'edizione che presenta anche diverse novità. Una delle prime novità è senz'altro l'ingresso di partner importanti, autorevoli, come Fondazione UAV, Indire, Disal, Camera di Commercio, Associazione UNESCO, che si uniscono ai partner locali, ma non solo, che sostengono fin dall'inizio questa manifestazione. Una novità importante poi data dalla mostra che è allestita sotto il portico del municipio, e l'altra novità è determinata da un premio di cui parleremo tra poco, un premio speciale. Il filo conduttore di questa edizione è la scena dell'insegnare e l'ambiente dell'apprendere, declinato su due ulteriori temi che sono spazi arredi e patrimonio artistico, culturale e naturale del paese. Saluto i nostri ospiti, l'assessore regionale Elena Donazzan, i professori Alberto Ferlenga, Giorgio Vittadini, Barbara Sardella, e ancora un saluto a Federico Pendin della Fondazione San Nicolò, al consigliere regionale Tommaso Razzolini, Danilo Casertano di Comunità Educanti, e poi sono con noi anche diversi amministratori locali, per Treviso l'assessore Gloria Sernagiotto, per Vidor l'assessore Cristina Pavan, e poi Valentina Pezzi dell'amministrazione comunale di Gaiarina, Nicole Cazzaro
dell'amministrazione di Zero Branco, per il comune di Oderzo Erika Zaia e poi Andrea Maccari, assessore al comune di Giavera. Ma cedo subito la parola al padrone di casa, ad Alberto Raffaelli, presidente della Fondazione Festival. Grazie, vi do veramente il benvenuto per essere venuti qua. Poi dirò una cosa su il fatto che siamo in piazza, è una cosa che mi dà estremamente piacere. Ma innanzitutto permettete che, oltre all'autorità con cui mi associo, Adriana, per il ringraziamento, ma voglio ringraziare i docenti della scuola di F, che sono giorni e giorni, e i ragazzi, che sono giorni e giorni che lavorano per le sedie, il palco, tutto quanto. Permettetemi questo. E poi voglio ringraziare le scuole proprio che sono qui, perché vi assicuro che leggere i vostri progetti, e con fatica poi selezionarli, perché piange il cuore dover dire a uno sì e a un altro no, però è, vi assicuro, commovente. Cioè, in Italia, nonostante tutto quello che si dice, c'è una grande vivacità nella scuola. Ci sono docenti, dirigenti che si inventano e giocano, e con coraggio. Anzi, la parola che mi viene quando penso a tanti docenti, alle esperienze che ho conosciuto tramite il festival, è una grandezza d'animo che hanno molti. Perché, come diceva un nostro grande maestro, che coraggio ci vuole per sostenere la speranza dei giovani. Ci vuole coraggio proprio a inventarsi, a rimettersi in gioco, magari dopo, in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tante delusioni. Per cui il festival è questo. Noi non abbiamo mai voluto fare insieme a Luigi Ballerina, Marco Ferrari, Gabriele Lanfranchi, Giuliana Barazzol, che sono, come Adriana Rasera, i promotori del festival. Non abbiamo mai voluto fare un convegno. I convegni ce ne sono altri e vanno bene, è ok. Ma noi non facciamo una cosa dove gli esperti spiegano ai docenti come si dovrebbe fare scuola. Noi vogliamo sentire e valorizzare chi ci ha provato. È chiaro che, come ogni sperimentazione, poi alcune sperimentazioni hanno un successo e una continuità, altre magari si deve tornare un po' indietro e imboccare altre strade. Ma è proprio questo tentativo, la grande ricchezza che c'è nella scuola italiana e che noi vogliamo valorizzare. E uniamo questa idea di valorizzare la scuola all'idea di una condivisione. Non è un caso che facciamo questa cosa a Valdobbiadene, e noi lo diciamo, giochiamo sporco su questo, perché sappiamo che Valdobbiadene vuol dire bellezza, vuol dire UNESCO, vuol dire prosecco, vuol dire tante cose di questo tipo, e noi ci teniamo a questo. Per questo la cena di gala, per questo domani la visita alle bellezze del territorio, eccetera. Il tema di quest'anno è appunto lo spazio. Scusate, torno un attimo indietro. La parola innovazione, Festival dell'innovazione. Ci tengo a dire una cosa: l'innovazione è legata, ho fatto filosofia, permettetemi, legata ontologicamente, vuol dire che è innestata dentro la parola educazione, perché la parola educazione è quello che c'è di più contrario all'idea di applicare uno schema. La mamma col figlio non applica uno schema. Non è che se una volta fa una marachella è per certo che lo deve. No. Una volta castiga, una volta dice una cosa, una volta fa finta di non vedere, una volta ne parla col papà, diglielo tu. L'educazione avviene nell'istante, è una relazione. Quindi il Festival di Innovazione è un festival non tanto di innovazione tecnologica, ma l'educazione, e chi insegna lo sa, giorno per giorno è nuova. Se no, voi lo sapete, chi ha insegnato a scuola, se fa la lezione di storia che ha fatto l'anno scorso, i ragazzi si stufano, chissà perché. Bisogna in qualche modo rifarla nuova tutte le volte. Il tema di quest'anno è lo spazio di insegnare. Ci tengo a dire una cosa, permettetemi, in questi 5 minuti mi prendo la libertà di dire alcune cose, alcuni pensieri in libertà. L'essere umano è un animale strano, anzi diciamo meglio, dubita delle espressioni esplicite.
se io dico a uno ti sono amico, non è detto che ci creda, anzi è facile che si ponga una domanda, no? Perché cos'è che è comunicativo invece? Non è comunicativa prevalentemente la dichiarazione esplicita, ma è comunicativa qualcosa di implicito, no? È attraverso qualcosa di implicito, un gesto, qualcosa che io faccio. La mamma comunica col figlio prevalentemente attraverso dei gesti, mette a posto la stanza, prepara bene la tovaglia, ed è quello che facciamo noi quando arriva un ospite a casa. Non ci dilunghiamo in discorsi sul senso dell'amicizia, ma facciamo sì che sia bello, no? Perché questo è più significativo. Allora, spazio di insegnare vuol dire che il modo con cui, ma poi ce lo spiegherà bene il professor Ferlenga e gli amici di Indire, spazio di insegnare vuol dire che è comunicativo, o come dicono gli amici di Reggio, lo spazio è il terzo educatore, no? L'ambiente è il terzo educatore. Comunico attraverso come faccio a trovare la scuola adesso fra 2 giorni, e questo abbiamo voluto raccontarci nelle esperienze che verranno presentate domani. La terza cosa che voglio dire sono le 2 novità di quest'anno. Allora, la prima è proprio questo l'assegno di questa piazza. Non a caso abbiamo voluto farlo in piazza, perché mai come quest'anno il festival ha raccolto la collaborazione di istituzioni locali, di imprese, di aziende, che dalla Brado che ci offre le sedie, alle cantine che ci offrono il prosecco che degusteremo oggi, domani e postomani, no? E tante altre aziende, enti che si sono coinvolte. E questo è un segnale grande, che l'educazione sta a cuore a tutto quello che viene definito il territorio, no? Una parola cara a Tommaso Razzolini, giusto? Sta a cuore alla città, no? La città e Valdobbiadene, su questo mi permetti, sindaco, è veramente una cosa straordinaria il modo con cui, ce lo dirà anche lui adesso, Valdobbiadene si è coinvolta nelle scuole che sono Valdobbiadene, ma poi in tutta una serie di iniziative per valorizzare il percorso che i giovani fanno, il percorso educativo che i giovani fanno. E quindi questa è la prima grande novità. Come diceva Papa Francesco, non c'è educazione senza un villaggio. Ecco, questo mi pare che il festival coinvolga proprio tutto il nostro villaggio. L'ultima cosa, l'anno scorso il ministro ci ha detto, per farci un complimento, ci ha detto: voi siete le bollicine della scuola. Allora poi con gli amici ci siamo ritrovati poi e abbiamo detto, abbiamo preso al balzo questa felice espressione e abbiamo detto: facciamo il premio bollicine della scuola. Quindi domenica mattina premieremo delle persone, giornalisti, imprenditori, quant'altro, che hanno particolarmente aiutato la scuola ad esprimersi e ad essere valorizzata. Ci teniamo molto perché c'è bisogno di questi testimoni. Io vi ringrazio e lascio la parola a chi mi segue. Grazie Alberto. Sì, queste sono le linee di demarcazione del festival che, lo voglio ricordare, gode della collaborazione fattiva e preziosa dell'amministrazione comunale di Valdobbiadene. Allora affiderei al sindaco Luciano Fregonese il saluto di benvenuto. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Angela Colmellere, consigliera del ministro Valditara. Grazie per essere qui. Grazie, benvenuti a Valdobbiadene, grazie per la scelta di Piazza Marconi per questo inizio e per la conclusione di domenica, perché è un gesto di affetto della scuola nei confronti dell'amministrazione. Io saluto, forse qualcuno ci dimentichiamo, quindi abbiamo tempo fino alla fine di questo incontro a salutare tutti. Non so se è stato salutato Segusino con l'assessore Verri e il presidente provincia Stefano Marcon, che saluto e ringrazio assieme a tutti i presenti. Ringrazio, vedo presenti anche i miei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza che hanno voluto essere presenti a testimoniare che la comunità c'è, che Valdobbiadene c'è. Saluto e ringrazio i miei assessori, in particolar modo l'assessore all'istruzione sociale Martina Bertelle, che molto ha lavorato
in tutte le edizioni del festival. Davvero non ho molto da dire e sono sincero in questo. Solo una cosa da questo palco voglio dirla, che noi ci siamo, le amministrazioni ci siamo e vogliamo dirlo che ci siamo. Vogliamo esserci a tal punto da essere quasi noiosi, fastidiosi nei confronti delle scuole. Vogliamo esserci quando cerchiamo i fondi per gli adeguamenti sismici, per gli efficientamenti. Vogliamo esserci quando si lavora per arricchire il programma scolastico. Vogliamo esserci per coinvolgere la comunità nelle scuole. E lo vogliamo essere da amministratori, perché penso che il ruolo da amministratore, da qualsiasi livello sia, ti fa capire che in realtà da solo non si fa niente e non è uno slogan, ma ti fa capire che sempre in tutto quello che si ha l'opportunità di fare nella propria vita bisogna essere riconoscenti nei fatti, non solo a parole. E ciascuno di noi è stato a scuola, ciascuno di noi ha potuto vivere delle esperienze istruttive, formative molto, molto importanti, e avere in qualche modo la responsabilità di non essere stati all'altezza di permettere ai nostri figli di avere la stessa nostra fortuna, e questo è un grave errore. Io sono convinto che fare oggi l'insegnante sia molto più difficile una volta, perché adesso non si può fare niente senza che non ci sia, insomma, una polemica o un'osservazione. E in realtà dobbiamo davvero essere vicini, lo dico e ringrazio a tutti voi che siete venuti anche da molto lontano, sacrificando il vostro tempo. Manca qualche giorno all'inizio scolastico, è davvero prezioso questo tempo. Però noi amministratori vogliamo rompervi le scatole fino in fondo e vogliamo esserci con grande responsabilità, ma in un percorso che è fatto per ringraziare voi, ma soprattutto è fatto per le nostre comunità. Io non posso immaginare Valdobbiadene, arrivo a dire non posso immaginare nemmeno il riconoscimento a patrimonio dell'umanità del nostro territorio se non avessimo le scuole. Non lo dico perché lo diranno probabilmente altri, ma un ruolo fondamentale sia per il riconoscimento e soprattutto per la gestione, che è molto difficile e impegnativa, la gestione del patrimonio dell'umanità delle nostre colline. Un ruolo fondamentale ce l'ha la scuola in generale nel nostro territorio. Senza scuola non saremo patrimonio dell'umanità. Grazie per essere qui, buon lavoro a tutti, ci vediamo domenica per i premi e grazie davvero. Grazie davvero. Grazie Sindaco. Il valore della cultura, dell'istruzione. Diceva il Sindaco, domani dalle 8:15 si entra nel vivo con l'apertura delle sessioni di presentazione dei progetti che sono stati selezionati dal Comitato Scientifico del Festival. Permettetemi dunque di ringraziare i membri del Comitato, ma anche il Presidente Luigi Ballerini per un lavoro svolto. Un altro saluto particolare, l'ha già fatto Alberto, ma insomma ci ritorno perché davvero il lavoro dell'Istituto di Ristorazione EDF in questi 3 giorni, ma insomma da alcuni mesi, è davvero massiccio, importante, generoso, e quindi ringrazio il dirigente Paolo Andreolli, tutto il corpo docente, lo staff amministrativo che hanno organizzato logistica, visite al territorio, somministrazione dei pasti, quello di stasera e anche e soprattutto quello della cena di gala di domani sera. A loro davvero un grande grazie. Saluto doveroso alla dirigente dell'Isis Verdi di Valdobbiadene, che ci ha prestato e che ogni anno mette a disposizione le aule per la sessione del sabato, Giuliana Barazzuol, Marco Ferrari dell'Apis, l'associazione che da sempre organizza e ha pensato e pensa nei dettagli questa manifestazione. Quindi Marco Ferrari, ben arrivato, preside del Liceo Malpighi di Bologna, ma anche e soprattutto presidente dell'Apis, e è con noi anche Giampaolo Bortolini, direttore reggente dell'Istituto Comprensivo di Valdobbiadene. Ora cedo la parola al presidente della provincia, Stefano Marcon. Grazie Presidente per essere qui. Grazie a voi dell'invito. Un saluto
al sindaco, all'assessore Donazzan, a tutte le autorità, a nome mio, a nome dei consiglieri provinciali presenti, la mia vice e la consigliera Anna Spinnato, fatalità entrambe di Valdobbiadene. Quindi si vede che c'era un po' di fil rouge che lega la provincia di Treviso con il vostro comune. Cosa dico? Festival dell'innovazione scolastica. Ho ascoltato con attenzione le sue parole, un po' di spunto mi serve poi per la fase chiusura di quello che ho in mente da dire. Alla provincia di Treviso compete, gli spazi competono gli immobili delle scuole secondarie di secondo grado alle province. E cito qualche dato, credo sia giusto evidenziarli. 232 sono i milioni che hanno intercettato le province del Veneto e la città metropolitana da mettere a disposizione dell'edilizia scolastica. L'80% di queste somme sono già state appaltate in fila nei tempi del PNRR, il restante verrà appaltato entro il 15 di settembre, che è la settimana prossima. In questi 232 milioni, circa 100 in provincia di Treviso, 76 già appaltati, il resto entro il 15 di settembre. E questo perché? Perché abbiamo un ente, quello provinciale, che è stato in grado di resistere agli urti di una legge che l'ha messo a terra, lasciando le competenze, e specialmente quella scolastica, che è una competenza importante, quella degli spazi scolastici. Siamo intervenuti un po' a 360 gradi su tutti i poli, anche qui al Verdi di Valdobbiadene, e saluto la dirigente, e questo per dare ai ragazzi la possibilità di studiare in luoghi confortevoli. Grazie alla collaborazione con lo UAB, una convenzione rinnovata da poco, dove noi mettiamo a disposizione le nostre scuole per dare la possibilità di progettare efficientamenti o modifiche all'università stessa, produce una collaborazione molto proficua, e la vedrete, sono scuole provinciali quelle su cui si basa quella mostra. Però l'intervento io lo volevo chiuderlo usando la comunicazione implicita ed esplicita. La comunicazione esplicita per chi fa edilizia scolastica è dare conto di questi numeri e calarli a terra. Quella implicita è la speranza che dall'altra parte capiscano che a monte di questo lavoro ci sono uomini e donne che danno tanto, che si impegnano molto. Qui tra noi c'è la dirigente Coghetto, la vedo e la saluto, dirigente dell'ente provincia, che ha raccolto la sfida della parte politica e lo sta calando a terra. Talvolta si sentono dire che hanno paura della firma, tutte queste cose qua. Non è così. È che c'è una serie di norme che sono difficili da gestire. E quindi la comunicazione che almeno noi ci aspettiamo è quella oggettiva, e cioè che ci riconoscano perlomeno di aver avuto la possibilità di dare risposte concrete e tangibili al mondo della scuola, per quello che è di nostra competenza. E la sinergia tra gli enti produce questo festival che aiuta poi tutti a stare bene ed essere felici forse nel frequentare il mondo della scuola. Per questo che il sottoscritto è onorato di essere presente qui oggi assieme a voi, con la speranza, mi ripeto, che quando, e spero sia presto, tornino a dare all'ente provincia la dignità che spetta, che è un ente che ha pagato dazio di essere un poltronificio, di non essere capace di spendere i soldi e che invece è stato chiamato a dare risposte. Se è oggettiva la comunicazione, io mi spero e auspico che da parte della cittadinanza, nel momento in cui questa previsione si renda concreta, ci sia una grande affluenza al voto per le province. Grazie e buona giornata a tutti voi. Grazie Presidente. Il FIS nazionale, come sempre, si propone di raccogliere, valorizzare e condividere le esperienze che a noi piace definire quelle che crescono dal basso, quelle che si contraddistinguono per creatività e che portano, oltre che innovazione, flessibilità. Caratteristiche smart che piacciono molto e che sono molto apprezzate dal mondo del lavoro, in particolare dalla Camera di Commercio, che da quest'anno entra tra i nostri partner. Siamo davvero contenti che sia con noi la Camera di Commercio di Treviso Belluno, qui rappresentata da Angelo Facchin. Prego. Ben arrivato.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti del mio presidente Mario Pozza, che è impegnato in un altro evento istituzionale e dispiaciutissimo per non essere qui oggi. Saluto tutte le autorità, dall'assessore, il sindaco, al presidente Marcon, al professore, che ho apprezzato molto il suo intervento. Per noi, per la Camera di Commercio Treviso e Belluno, è veramente un orgoglio essere qui, come per Stefano, che rappresenta la provincia. La Camera di Commercio, che rappresenta 2 province, quella di Treviso e Belluno, è orgogliosa di poter essere un partner importante in questo evento, perché se è vero come è vero che abbiamo come motto la Camera di Commercio tra bellezza e impresa, il nostro Presidente ha voluto questo slogan, è anche vero che non ci può stare un'impresa se non ci sono le persone che lavorano, se non ci sono le persone formate, se non ci sono le persone in grado di portare avanti queste attività. E la nostra provincia è sicuramente una provincia dove le attività sono importanti, l'ha detto prima il professor Raffaelli, quindi sicuramente questo fa bene. Avere la possibilità di contare su una scuola e su un festival come questo, che dà quel qualcosa in più che forse oggi la scuola cerca, no? Io leggevo anche tra i temi del concorso, forse l'ultimo tema, che è quello di riallacciare il dialogo delle comunità. Penso che sia una cosa veramente bella e importante, perché nell'era di oggi, dove tutto è digitale, dove abbiamo l'intelligenza artificiale alle porte, ripensare anche a trovare questo passante tra il passato e il futuro, tra le nuove generazioni e le tradizioni di queste zone. È importantissimo pensare che questa storia che racchiude in questa piazza Valdobbiadene non esisterebbe se non ci fossero stati, vero sindaco, quelli prima di noi che hanno creduto in questo. Ecco, quindi per noi sicuramente è un orgoglio essere qui oggi, è un orgoglio potervi dare una mano, perché chi investe nella scuola investe sempre bene, perché investe nel futuro. Vedo la professoressa Sardella che è felice. Grazie ancora e buona continuazione. Grazie. Grazie a lei. Beh, insomma, il festival è impegnato nella promozione, tra le altre cose, di modelli educativi in grado di ripensare in modo creativo e proattivo la scuola e soprattutto il fare scuola. Invito ora Samuele Borri, dirigente tecnico di Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Con Indire mettiamo i ferri in acqua. Grazie a tutti dell'opportunità. Innanzitutto porto molto volentieri i saluti della Presidente di Indire, la professoressa Cristina Grieco, che era presente nelle edizioni passate, che quest'anno non è potuta essere presente, ma ha voluto comunque lanciare e mandare un messaggio che troverete sicuramente sul sito del festival. Vi posso dire che tra i contenuti che ci sono in questo breve messaggio ce ne sono un paio che riporto ora molto volentieri. Uno che è quello della soddisfazione di essere entrati come Indire a far parte del comitato scientifico del festival. Perché? Perché essendo un festival, come si diceva prima, nato, a me non piace molto dire nato dal basso, nato da chi la scuola la fa, preferirei, e quindi come queste manifestazioni o queste iniziative, diciamo, meritano il supporto e tutto l'appoggio possibile da parte delle istituzioni, proprio perché per il valore che hanno in se stesse e che per il coinvolgimento delle scuole. Quindi questo era il primo aspetto del saluto. E l'altro, sempre, quindi riporto parole della Presidente, è relativo a sottolineare come cioè l'essere entrati in questa edizione in modo un pochino più fattivo ci ha permesso di continuare
una collaborazione con la IUAV, con lo IUAV, che era già cominciata per quanto ci riguarda da qualche anno in un progetto di interesse nazionale, e che poi ci ha visto collaborare soprattutto nella fase preparatoria, no, del festival, e accompagnare le scuole nella loro candidatura al festival, per cui poi sono nate le oltre 100 candidature che sono pervenute, che poi come comitato abbiamo avuto l'onere di in qualche modo di selezionare per l'edizione. Termino con due parole sul contenuto, sul tema di quest'anno, no? sul valore dell'ambiente di apprendimento, dell'ambiente dell'apprendere. Colgo l'occasione un po' lanciata dal preside Raffaelli nel suo saluto, che è quella di dire che l'ambiente di per sé parla un valore implicito, una comunicazione implicita. Perché? Perché porta dei messaggi oggettivi che tutti percepiscono. Posso fare un esempio banale sul momento. Questo ambiente, con questo allestimento, è parlante. Cioè tutti noi sappiamo che qui c'è un palco, qualcuno parlerà, ci sono una serie di sedie dove le persone interessate si mettono a sedere per ascoltare quello che verrà detto. È il setting che parla. Ecco, la scuola è fatta di ambienti che devono essere pensati per l'apprendimento, e quindi per come sono allestiti, per come sono mantenuti, per come sono curati, lanciano dei messaggi impliciti quotidianamente a tutti i nostri ragazzi, che abbiano 3 anni o 15 o 18, questi messaggi arrivano. Quindi poi il professore a scuola può dire, o l'insegnante una cosa o un'altra, il preside o la preside, ma comunque stare a scuola 200 giorni l'anno, 6, 7, 8 ore a scuola, è una bella fetta di vita, e per tutto questo tempo i nostri ragazzi percepiscono dall'ambiente che li circonda dei messaggi che in qualche modo li colpiscono, in modo implicito. E questo va al di là poi della capacità o meno del docente o dei docenti di gestire la lezione o di gestire il gruppo classe e così via, perché comunque questi messaggi che l'ambiente gli lancia arrivano. Per cui se l'ambiente è ben curato, è bello, è accogliente, mi fa esprimere e così via, sono un bel pezzo di educazione e apprendimento, mettiamola così. Finisco. E rendono la scuola accogliente. Grazie. Indire è punto di riferimento per il sostegno ai processi di miglioramento della scuola, è proprio la sua mission. Un obiettivo largamente condiviso dall'ufficio scolastico regionale del Veneto, ed è con noi, e sono felice, Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio territoriale di Treviso. Ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio innanzitutto per l'invito, saluto tutte le autorità presenti e tutte le persone presenti, scuole, docenti, anche chi insomma è presente al di fuori, ecco, dell'ambiente scolastico. Io sono innanzitutto qui per portare il saluto del nostro nuovo direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, il dottor Marco Bussetti, a cui diamo il benvenuto e che per altri impegni concomitanti non ha potuto essere presente, ma teneva, ecco, a dimostrare la sua presenza e soprattutto il suo apprezzamento per questo festival. È un festival che ormai è giunto al 3° anno. Io ho già partecipato alla prima edizione e devo dire con grande appunto ammirazione, e in questo ci ricolleghiamo tutte le sue parole, Presidente, con grande ammirazione è arrivato davvero un respiro veramente nazionale. Si parlava di 100 progetti che hanno partecipato alla mostra da tutta Italia. Ciò vuol dire che grazie alla passione, lei diceva, è commovente vedere quanto bravi sono i nostri ragazzi. Devo dire, noi questa commozione l'abbiamo superata perché lo conosciamo. Noi che lavoriamo nella scuola sappiamo quanta gente mette passione e spesso per non avere nulla in cambio se non
credo che non sia proprio nulla, se non la soddisfazione di vedere crescere i propri ragazzi, formarsi e quindi diventare anche degli adulti responsabili e consapevoli. Ecco, questo credo che sia la passione che ha animato anche le persone che hanno lavorato e che lavorano a questo festival e che lo portano avanti, e che vede anche poi l'appoggio di istituzioni importanti come la regione, il ministero, la provincia, il comune, perché davvero, come si diceva poco fa, la scuola è un valore importantissimo per la crescita di un territorio. Io volevo solo accennare al titolo della mostra che mi ha attratto, Scuole da abitare. Credo che chi l'ha scelto questo titolo, soprattutto la parola abitare, non l'abbia scelto a caso, perché abitare, quando si sceglie di abitare un luogo, si sceglie quel luogo per viverci, e quindi lo si fa proprio, e quindi far sì che i ragazzi, sono arrivati 100 progetti, e si diceva, non li ho visti ma tutti belli, io ho visto quello dello UAV, che devo dire sono una meraviglia, magari avessimo potuto tutti vivere il nostro periodo scolastico in ambienti belli come quelli che hanno rappresentato gli studenti dello UAV. Abitare vuol dire scegliere un luogo e farlo proprio significa sentirlo proprio, appartenere alla propria vita, significa curarlo, significa anche alla fine valorizzarlo, per cui dare ai nostri ragazzi la possibilità anche di esprimere il loro pensiero innovativo, che ce n'è davvero tanto, ecco, un'occasione da non perdere. Per questo mi sento veramente di fare un plauso a questa iniziativa, a questo festival, questa manifestazione, come a tante altre manifestazioni che vedono le scuole partecipi ma soprattutto protagonisti, perché davvero i nostri ragazzi hanno talenti e potenzialità che per chi è fuori, ecco, sono sempre un'emozione, una sorpresa. Grazie, e davvero in bocca al lupo e complimenti per quello che avete fatto. Grazie. Invito ora l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan con noi fin dall'inizio. Il festival è fonte di ispirazione per una scuola nuova, per un nuovo modo di concepire la scuola. Una scuola che è chiamata ad affrontare numerose sfide, numerosissime, assessore, PNRR compreso. Grazie. Posso prendere il tuo posto? Assolutamente. Perché di solito non faccio quasi mai un saluto tipo buongiorno, benvenuti, e quindi vi prenderete qualche riflessione, colgo l'occasione, direi, perché a me piace molto venire qui, a me piace moltissimo partecipare alla vita del Festival dell'Innovazione Nazionale. Allora, parto da questo, perché sul tema innovazione ha già detto e bene Alberto Raffaelli. Nazionale perché alla prima edizione, normalmente l'edizione 0 di qualsiasi cosa, voi sapete, si fa fatica ad avere il patrocinio o la presenza autorevole, perché le sfide sono pericolose. E quindi con la preoccupazione che non vada bene si sta un passo indietro e si guarda. Ma qui non andò così 2 anni fa. Qui siamo alla 3ª edizione, come ha detto bene Adriana, non andò così. Perché? Perché un gruppo di coraggiosi, il termine coraggio è stato usato prima da Alberto Raffaelli, ebbe modo di credere a questa iniziativa. Mi piace dire che non parte dal basso, ma mi è piaciuta molto la sua definizione, ma da chi in quel momento, chiamato ad affrontare con coraggio una situazione difficile, eravamo dopo il Covid nella piena solitudine. E so che quando parlo di solitudine, i docenti che ho davanti a me hanno esattamente un'idea di che cosa è stato, ci ha segnato. Oggi scopriamo quanto ha segnato anche i nostri ragazzi. Ci siamo interrogati meno di quanto avesse segnato i nostri docenti. Allora c'erano 2 professori in prima linea, qui sapete siamo vicini al Piave, dietro di noi c'è tutta la linea che dopo la rotta di Caporetto tenne l'Italia. L'idea della linea noi ce l'abbiamo abbastanza chiara. È una cosa che viene segnata e poi non è una linea fisica, in questo caso è una linea morale. Che cosa potevamo fare per mantenere, avendo l'attenzione per i docenti, oltre che per i ragazzi, cosa potevamo fare per uscire dalla solitudine? E allora i 2 coraggiosi, perché qua è una storia di coraggio secondo me, e sto parlando ovviamente di Alberto Raffaelli e della professoressa Barazzuol, si misero a lavorare insieme. E dissero, ma quanta innovazione, quante risposte sono state date in questo tempo che non abbiamo potuto condividere, tutti presi da una condivisione che era
una andare e venire dentro un video. E questo mise la seme per far germogliare questa pianta. L'allora ministro Bianchi, molto attento perché poi un professore universitario di quelli, Alberto, che ama insegnare, che li dividiamo in due almeno i professori universitari, e non insegnare solo insigno, proprio ama il confronto, ama stare con le persone. Ferlenga ne è un altro esempio, ce ne sono moltissimi. Ecco, abbiamo deciso che possiamo fare per uscire da quella solitudine e creare una comunità, secondo aspetto, che avesse la cifra appunto della capacità innovativa. Ed ebbe il titolo di Festival Nazionale, convintamente poi sostenuto anche dal ministro Valditara oggi, e non può essere presente, è qui con noi il consigliere del ministro Angela Colmellere, ma ha lasciato un messaggio che verrà trasmesso poi domenica mattina. Quindi è importante che sia un festival nazionale e così vi do il benvenuto da assessore regionale del Veneto a tutti voi docenti che provenite da fuori della regione del Veneto. E vi faccio una prima sola domanda. Quanti di voi hanno già partecipato alla precedente edizione? Bene, siete una minoranza. Bene. Perché vuol dire che quel seme e quella pianta, visto che siete tantissimi, sta avendo ancora maggiore condivisione. I 100 progetti che sono già stati indicati come una cifra significativa lo dicono, ma avervi qui, siccome è su base volontaria, siete partiti da casa, tutti voi sapete che la settimana prossima si parte con una straordinaria missione, anche faticosa, perché non è tutto... Avete deciso di venire qui per condividere esperienze, siete stati riconosciuti come meritevoli di venire a dare buone pratiche, si dice, ma buone esperienze di vita, su un tema particolare, ma poi lo lascerò solo con una chiosa, non sarò molto lunga, ma a me pare particolarmente rilevante questo. Avete deciso, qualche giorno prima dell'avvio di un anno che sarà certamente faticoso, come tutti gli anni scolastici, di venire qui a ricaricare la vostra batteria con le bollicine. Guardate che la motivazione è ciò che rende l'insegnante, il docente, l'educatore una figura di riferimento nella vita della comunità, non solo degli studenti. E qui arrivo, perché il tema non è... c'è stata una digressione della dottoressa Sardella, così saluto con lei tutto l'ufficio scolastico regionale. Ha detto, non ci siamo stupiti della bontà dei progetti dei nostri ragazzi. Bellissimo lapsus, perché ha parlato di voi docenti, perché i progetti sono vostri, ma con quell'idea di continua crescita, di continua novità che sta dentro l'idea della giovinezza e della scuola, che si rigenera per natura. E noi abbiamo il compito di accompagnarla. E qui abbiamo il compito di condividere qualcosa di più ampio, la motivazione che ci porta ad innovare sempre. Ecco, io penso che questa comunità educante, il sindaco, e così saluto e ringrazio tutto il territorio, perché vedete c'è un'altra cosa bella di Valdobbiadene, per cui è meritevole che sia qui presidente della provincia, perché qui è partito insieme ai due presidi anche un territorio che ha voluto accogliere. Molte delle realtà che ci sono qui attorno hanno donato qualche cosa, in termini proprio di valore, l'accoglienza. Molte stanze, senza dover avere la sponsorizzazione così com'è definita, semplicemente hanno detto una stanza la metto io a disposizione. Abbiamo lasciato il metro di misura che guida questa società, i soldi, fuori dalla porta. Qui queste sedie sono state donate, il tempo è stato donato, la voglia di stare insieme è un dono, nessuno vi ha obbligato, la voglia di condividere da parte di Indire, del Ministero, è un dono di riconoscimento istituzionale senza troppe pretese, e io credo che sia questo il grande valore. E chiudo con una ultima riflessione. È anche un festival che si innova rispetto all'obiettivo dell'anno successivo. L'anno scorso chiesi al professor Ferlenga, a cui mi lega una grandissima... Io stimo moltissimo il professor Ferlenga, è stato uno straordinario rettore di IUAV, che è la facoltà di architettura di Venezia, famosa nel mondo, ma insomma per me, che sono l'assessore con delega all'università, è particolarmente importante. Un rettore
che si confronta con il territorio. Perché questa è una motivazione ed un dono del tempo, della vita. Ebbene, chiesi, professore Alberto, puoi venire a vedere che cosa accade a Valdobbiadene? Perché oggi abbiamo anche la questione grandemente rilevante allora sul PNRR, ma è l'unica citazione per rispondere a Adriana, che ci deve stimolare. Non c'è solo una progettualità per prendere soldi, rispondere a denaro e andare incontro a una progettazione. C'è una scelta che possiamo fare di grande innovazione. E lì abbiamo lanciato il tema della comunità educante dentro il genius loci e dentro l'ambiente, dentro i messaggi che devono essere dati e raccolti. E allora concludo. Io qui oggi sì sono come assessore regionale, con me il collega Razzolini che è un consigliere regionale e la Regione del Veneto è molto attenta. Ma io sono qui anche a raccontare poi ai miei colleghi assessori regionali delle altre regioni, le vostre regioni, che cosa è accaduto a Valdobbiadene, che è diventato un festival nazionale dell'innovazione in continuo divenire. Perché poi la motivazione vostra, quella che riporterete a casa, io l'anno scorso ho partecipato molto alla giornata dei lavori, sono andata di aula in aula ad ascoltarvi. Gli stimoli che ne ho avuto sono stati veramente moltissimi e credo che l'ascolto tra di noi sia forse una delle cose che abbiamo smesso nel tempo di rendere come priorità. Ecco, io qui avrò da ascoltare molto e quindi mi taccio, parteciperò ai vostri lavori, sono molto interessata e spero che dia a voi che siete per la prima volta qui a Valdobbiadene in questo Festival Nazionale per l'innovazione scolastica la stessa carica che ha dato me di anno in anno. Grazie Assessore. Riporto io. Adesso invito sul palco il professor Alberto Ferlenga, presidente della Fondazione IUAV, Elena Mosa e Leonardo Tosi di Indire, e il professor Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Adesso vediamo se sono accesi. Allora, sì. Cosa aggiungere? Beh, il festival in questa edizione diciamo che ha allargato il suo campo visivo, cercando di focalizzare sullo spazio architettonico, l'abbiamo detto, uno spazio architettonico che è ambiente scolastico e ha un altissimo fattore educativo, un tema forte, stimolante, che lo voglio ricordare è stato anche al centro di vari workshop formativi piuttosto partecipati che si sono svolti durante la primavera sotto l'egida di Indire che questo tema sta coniugando anche in una mostra. Allora, professor Ferlenga, lascio subito la parola a lei. Allora, buonasera a tutti. Un anno fa eravamo qui, personalmente non conoscevo il festival, ero stato invitato dall'assessore Donazzana a essere presente ed è stata anche la straordinaria occasione di incrociare alcuni percorsi che in modo autonomo si stavano sviluppando. Non è una buona cosa che si sviluppino in modo autonomo e si sviluppino spesso senza la conoscenza reciproca. Questo è uno dei temi, tra l'altro, che abbiamo cercato di affrontare, come il ritessere un dialogo. Eravamo qui e abbiamo ascoltato innanzitutto questa straordinaria testimonianza appunto di esperienze un po' da tutta Italia e abbiamo provato appunto a lanciare un tema che era un tema specifico che chiaramente apparteneva anche a quella che è un'esperienza nostra specifica, cioè quella di architetti che si occupano degli aspetti materiali delle cose e che però rispetto al tema della scuola hanno una funzione fondamentale. Lo diceva prima Alberto, che ho avuto l'occasione di conoscere appunto l'anno scorso. È vero, i luoghi, le architetture comunicano un fortissimo grado di comunicazione, ma ci vuole qualcosa però che faccia scattare questo tema. Le architetture in sé possono comunicare anche cose molto diverse.
abbiamo architetture che esprimono, nate per alcuni poteri che poi ne hanno rappresentati altri, non hanno una capacità esclusiva di rappresentare qualcosa, hanno bisogno sempre di essere, come dire, innestati, fertilizzati da quella che è poi la vita o le funzioni specifiche che all'interno di questi edifici poi si collocano. E per la scuola questo è ancora più importante. Per la scuola è più importante perché due forze comunicanti, quella dell'architettura, storicamente comunicanti. L'architettura comunica fedi, comunica poteri, comunica tante cose, comunica comunità come questa piazza. La scuola lo è per definizione. Quindi l'incontro di queste due realtà che sono state purtroppo molto frequentemente divise per quello che riguarda poi la messa in atto delle azioni specifiche, era uno dei temi che abbiamo provato a proporre. È stato accettato e questa edizione riflette appunto queste esperienze fondamentali, perché è fondamentale non tanto e non solo la vita iniziale di un edificio, il progetto iniziale di un edificio, ma quel progetto molto particolare che deriva dal suo uso, che qualche volta contraddice quello stesso edificio, qualche volta si trova di fronte a rigidità immaginate rispetto al fatto che l'architettura ha dei tempi di vita diversi, per esempio, da un progetto pedagogico, che può cambiare nel corso del tempo. L'architettura rimane, quella chiesa, questo palazzo, questa straordinaria piazza, nel corso del tempo ha visto tantissime vicende diverse, esprime una sua connotazione. Però poi c'è la necessità appunto che ciò che avviene poi all'interno di quei singoli edifici faccia scattare qualche cosa di più, e quel qualche cosa di più deriva sempre da occasioni specifiche. Ora io penso che noi oggi abbiamo una grande occasione in Italia, in un paese che ha prodotto ad oggi più o meno 50-70 mila scuole, come vogliamo, esistenti. Un paese che nel momento in cui queste scuole sono state costruite, la maggior parte di queste scuole sono state costruite tra gli anni 70 e gli anni 80, quindi sono molto legate a un certo periodo. Sono anche il frutto di una scommessa o di una seconda scommessa non vinta. Noi abbiamo, nel momento della ricostruzione post-bellica, abbiamo perso la scommessa di utilizzare alcuni edifici come le scuole come reali poli di aggregazione in aree periferiche. L'abbiamo ripersa negli anni 70-80 e queste scuole sono state connotate per la maggior parte, non tutte per fortuna, ma per la maggior parte, da una qualità mediocre, per essere gentili, dal punto di vista dell'architettura, molto più simili a quelle presenti periferiche, capannoni ed altro, in mezzo alle quali spesso si trovavano e senza spesso anche la capacità di distinguerle sostanzialmente, che invece edifici come meriterebbero, come dovrebbero essere edifici che ospitano forse la parte più importante o una parte importantissima delle funzioni sociali. Abbiamo perso in quegli anni questa scommessa e oggi abbiamo questo patrimonio, questo grande patrimonio che non possiamo abbattere. Edifici nati negli anni 70-80 per la maggior parte hanno ancora, per esempio, dal punto di vista strutturale, una, come dire, potenzialità di vita abbastanza ampia. Abbiamo però l'occasione, questa occasione si propone proprio anche in occasione del PNRR, in occasione di un momento in cui per la prima volta alcuni finanziamenti più che in altri tempi ricadono, i tempi di Magra per molti versi, ricadono su questo settore. Cioè abbiamo la possibilità di aggiungere valore a qualche cosa che deve esprimere una sua funzione, una sua funzionalità, ma nel corso del tempo ha sempre anche espresso qualche cosa di più. Cioè la scuola, da tutti i punti di vista, ha un valore simbolico molto importante, ovviamente dal punto di vista educativo, ma altrettanto ovviamente, forse meno ovviamente, dal punto di vista dei rapporti con ciò che è intorno. Noi oggi possiamo dire che la vera scommessa che noi abbiamo di fronte è quella di provare a capire se queste 50.000 scuole esistenti e che più o meno tutte hanno bisogno di interventi in qualche caso anche pesanti, possono, oltre alle scuole forse non troppe che faremo, non troppe per questioni demografiche, le scuole nuove, eccetera, eccetera, il vero problema sono quelle 50.000 esistenti, quello è il vero problema, possono diventare la base non solo per ospitare delle attività pedagogiche e educazionali che sono andate avanti, che si sono trasformate, che si trovano strette in quegli spazi. Questo è il primo compito importante, ma anche di trasferire un valore in più a ciò che hanno attorno, che in questo momento io non vedo affidabile a tante altre funzioni.
all'interno della città. È solo la scuola che può avere la funzione, proprio per dove è collocata, per il valore che ha, simbolico, eccetera, può avere la funzione di reinventare centralità. Queste 50.000 scuole per la maggior parte sono in aree periferiche, sono in aree che non hanno conosciuto una possibilità di sviluppo reale. I piani regolatori non sono stati in grado di dare, quindi molto spesso diventano delle specie di fortini chiusi dentro situazioni da cui si difendono piuttosto che attribuire valore. Oggi questa è una grande scommessa. Questa scommessa passa attraverso la conoscenza, cioè noi dobbiamo conoscere realmente, e questo lo dico rispetto anche al ruolo che l'università può assumersi, che è un ruolo importante in questa fase. Noi dobbiamo prima di tutto conoscere lo stato e conoscere non vuol dire solo cosa che stiamo facendo, che abbiamo fatto, che gli uffici provinciali o regionali fanno, avere la percezione di quello che tecnicamente manca. No? Adeguamenti tecnologici, tutto quello che le scuole ovviamente hanno e che non hanno spesso e che dovrebbero avere. Questa è una questione fondamentale, ma tutto quanto può diventare qualche cosa in più. Cioè che livello di condivisione possiamo pensare che una scuola possa avere? Non tutte le scuole hanno lo stesso tipo di possibilità. Non tutte hanno, che ne so, una palestra che può essere utilizzata all'esterno, una mensa che può diventare momento di educazione sulle questioni del cibo o altro. C'è luoghi condivisi, biblioteche ed altro. Quello che è necessario e sarebbe necessario è che noi condizionassimo in parte i progetti che partiranno e che stanno già partendo a un livello di conoscenza che restituisca tutto questo. Ogni scuola ha delle potenzialità diverse di incidere come valore effettivo rispetto a dei luoghi. Quindi si somma alla possibilità che le scuole si rinnovino all'interno della loro principale missione una seconda possibilità. E questa seconda possibilità è importante per il Paese, perché non ce ne sono molte altre. Proprio non ce ne sono molte altre che sommano questi due aspetti. L'aspetto simbolico, l'educazione per eccellenza dei giovani, quindi con un rapporto col futuro, e l'aspetto anche di diffusione territoriale, che è fondamentale rispetto appunto alla possibilità di innescare questo processo. Allora, questa è una questione fondamentale. I progetti che noi abbiamo presentato e che sono stati fatti da diversi corsi, il professor Romagnoni era parte di questi laboratori, da studenti UAV, studenti stranieri e così via, hanno tutti un carattere comune, e questo carattere comune riguarda appunto quella possibilità che dicevo, cioè non essere solo momenti, come dire, edifici adeguati dal punto di vista tecnologico perché sono sostenibili. Gli edifici oggi lo devono essere. Cioè questo è, come dire, qualcosa che dovremmo quasi nemmeno discutere, perché quelle risposte le devono dare. Ma c'è questo valore in più, questo valore di tipo urbano, potremmo dire, che ha bisogno invece di essere compreso, perché, come vi dicevo, non tutti gli edifici danno questa possibilità. E i livelli di condivisione sono diversi. Vanno dalle comunità energetiche che permettono di condividere energia con i quartieri attorno, vanno da iniziative comuni, riguardano anche l'idea che la scuola non sia solo la struttura chiusa che ospita alcune funzioni, ma sia, come l'abbiamo chiamato, una specie di piccolo hub che connetta luoghi diversi della città, piazza, altri edifici, musei, in esperienze che sono esperienze diffuse, che marchi una sua egemonia. E veramente sono pochi, una sua benevola egemonia ovviamente, sono pochi gli edifici oggi in Italia che possono dare questa opportunità. Per questo, appunto, è necessaria conoscenza. Ed è necessaria una conoscenza però fatta da tutti coloro insieme che lavorano all'interno delle scuole. I processi decisionali sulle scuole in Italia, da sempre, sono processi parcellizzati. Molto spesso la decisione di fare una scuola in un certo luogo sta in piani regolatori che erano lontani, molto lontani nel tempo rispetto alla costruzione di quella scuola. Quindi c'è una decisione, diciamo così, politica, poi una decisione urbanistica, poi si va a un progetto, qualche volta con dei concorsi, qualche volta in altro modo. Quando il progetto è fatto lo si condivide con i dirigenti, ma non dovrebbe essere questo il meccanismo. Il meccanismo dovrebbe essere un meccanismo che mette assieme competenze diverse in un momento progettuale, dialogante, che veda assieme fin dall'inizio tutti coloro, appunto, che si diceva che la scuola la fanno, che ne hanno un'esperienza diretta e coloro che hanno delle competenze specifiche su altri settori. Questo è una
sarebbe, ovviamente, perdiamo il condizionale, sarebbe un modo per sovvertire totalmente le modalità attuali, e non è un modo impossibile. Noi quando abbiamo iniziato, quando sono venuto, appunto, dicevo prima, mi ha molto interessato a esserci, perché lo vedevo come il punto di convergenza di diversi percorsi. C'era il percorso che io non conoscevo, di Alberto Raffaelli e del Festival dell'Innovazione. C'era il percorso nostro con Indire, che dal 2017 stava gestendo questo progetto di interesse nazionale che si chiama Scuole da abitare, e che nel titolo ha un'espressa, diciamo così, dichiarazione di principio rispetto a come intenderemmo le scuole. E questo processo, poi lo diranno meglio gli amici di Indire, si basava anche molto fortemente sulla necessità di aprire un dialogo fra tutti coloro che partecipano alle decisioni, che sono amministratori, che sono dirigenti scolastici, utenti di vario genere, tecnici di vario genere. Non è sempre facile. All'inizio con gli amici di Abitare non è che riuscivamo sempre a capirci, a capire che appunto l'architettura aveva alcuni vincoli a cui noi tenevamo molto, alcune permanenze nel tempo, la pedagogia aveva le sue esigenze e così via. Ma da qui, esclusivamente da qui, poi può nascere una modalità diversa di percepire la progettualità come qualcosa di profondamente diverso da quello che succede oggi. Quindi non un progetto a caduta in cui ogni volta interviene chi deve intervenire, che non può mettere mai in discussione la decisione precedente, ma invece un processo differente che appunto metta assieme le cose da punti di vista diversi, e rispetto ai quali la esperienza di chi la scuola la deve gestire giorno dopo giorno è fondamentale. Per questo mi è molto interessato, e mi interesserà domani soprattutto sentire questa esperienza, perché lì c'è una progettualità che deve essere raccolta poi da chi ha delle, diciamo così, responsabilità più tecniche, ma è la prima progettualità importante, quella di chi si rende conto delle rigidità e delle possibilità che un ambiente in generale può esprimere, ambienti che appunto non sempre comunicano, hanno bisogno di qualcosa. Concludo dicendo che presentiamo in questo caso, poi gli amici di Indire lo faranno in modo, oltre alla mostra, due pubblicazioni, e che riguardano, potremmo dire, il nuovo e ciò che esiste. Perché da una parte c'è una pubblicazione curata da Indire, che è il frutto di un lavoro anche sul campo, diretto, di verifica, di lettura di scuole, che offre un ventaglio di esempi virtuosi di scuole nuove, per lo più, anzi di scuole nuove, che costituiscono appunto tra i non tantissimi, questo purtroppo bisogna anche dirlo, i non tantissimi esempi di scuole virtuose da diversi punti di vista, dico architettonico, pedagogico, eccetera, presenti in Italia. E questo è un altro tema abbastanza importante. La seconda piccola pubblicazione che abbiamo fatto pensando proprio a chi partecipava a questo festival, è una specie di piccolo manuale. Noi stiamo lavorando da diversi anni, dal 2017 con Indire, stiamo ragionando su quelle che possono essere delle linee guida in generale degli edifici scolastici del futuro. In questo piccolo volumetto, che è il frutto appunto del lavoro dell'ultimo anno, perché ci siamo trovati l'anno scorso, ma non è che siamo stati fermi e poi siamo venuti quest'anno. Durante quest'anno abbiamo costruito dei seminari in cui abbiamo cercato appunto di dialogare con i diversi componenti della scuola, e abbiamo anche elaborato questa piccola edizione che è un manualetto per la manutenzione della scuola. Una volta, quando ero giovane, c'era il manuale Zen per la manutenzione della motocicletta. Questo invece è per la manutenzione della scuola e delle scuole esistenti, che soprattutto cerca di insegnare quali sono quelle possibilità che non sono così evidenti in un edificio esistente, di cui si percepisce spesso solo la sordità, un po' la rigidità, ma che pur tuttavia, attraverso azioni anche molto semplici, invece permette di cambiare totalmente il senso di quell'edificio in una progettualità che non si basa sul nuovo, ma si basa su un nuovo che a sua volta è basato su ciò che esiste, che è un po' il tema dei nostri tempi. Noi dovremo sempre più avere a che fare su una sorta di riprogettazione di ciò che esiste, che parta dalla realtà e che riesca sulla realtà ad applicare un'immaginazione, una progettualità che non, per il fatto di basarsi sulla realtà, è minore rispetto appunto a un'altra. Questo è quello che noi appunto presentiamo, e su questo credo che c'è anche
Indire lo fa per istituzionalmente e non ha bisogno di offrire rispetto a questo candidature. L'università non lo fa sempre, cioè non sempre l'università ha la capacità realmente di confrontarsi con i problemi dei territori. Questa è stata un'esperienza invece che ha avuto questo come segno, ed è anche la disponibilità a farlo sempre più, e anche la richiesta, credo, che in questo lavoro di lettura, di verifica delle condizioni e delle potenzialità, venga attribuito un ruolo all'università. L'università non deve, intendo a livello nazionale, intendo in rapporto alle diverse, cioè si leghino, si stringano dei legami stretti, perché questo può fare l'università. Non deve progettare nuove scuole, sono i professionisti, ma deve leggere tutte quelle condizioni che rendono possibile che ogni scuola esprima una potenzialità che di per sé non sempre è evidente. Questo lo può fare, e questo, assieme a chi si occupa di educazione, a chi gestisce ogni giorno la scuola, può diventare l'occasione finalmente non persa attraverso cui anche le operazioni e i progetti del PNR possono acquisire quel valore in più che la scuola è in grado di dare. Grazie. Grazie professor Ferlenga. Sì, esistono forti relazioni tra spazi, didattica, arredi. Insomma, la scuola deve diventare scuola di valori, non deve più essere un contenitore e basta. La scuola del terzo millennio richiede una visione diversa, capace di coniugare i vari aspetti della didattica e dei diversi modi di stare a scuola. Ci sono dei momenti individuali, dei momenti di socialità, lavorare. Allora, ora do la parola a Elena Mosa, ricercatrice in Dire, incaricata del progetto di Avanguardie Educative. Grazie. Grazie Adriana, grazie Alberto, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, io proseguo il filo conduttore di Alberto, che mi dà l'opportunità appunto di introdurre, di contestualizzare questi due prodotti, no? Che reificano un po' il lavoro di ricerca che abbiamo fatto congiuntamente insieme. Uno, questo di cui parlava Alberto, questo piccolo manuale, piccolo anche nella forma, ma non ci auguriamo anche nei contenuti, perché è frutto di un'analisi, una lavorazione che è stata finalizzata, come diceva Alberto, a indossare delle lenti nuove per leggere criticamente quello che i nostri ambienti già esistenti, che sono appunto la maggior parte, ci consentono, quello che non ci consentono di fare siamo abituati a leggerlo, lo tocchiamo con mano tutti, scusate, tutti i giorni. Quello che invece stiamo cercando di imparare a leggere è quello che possono aiutarci a fare, no? E quindi maturare una sensibilità nuova, una chiave di lettura nuova per andare oltre. L'abbiamo sempre fatto così perché l'abbiamo subito quell'ambiente, no? Per cui qualcosa si può sempre fare, e qua dentro in questo manualetto trovate certamente non un repertorio di possibilità esaurite, sicuramente saranno ampliate anche dal repertorio di casi con cui verremo in contatto domani, ma una serie di idee. È questo un po' il senso dell'operazione. Sempre in cartella trovate un materiale un po' più peso, che è questo volume rosso, che mi consente di cambiare, ma nemmeno di troppo, il tema di questa conversazione, ovvero Alberto ha insistito molto sul ripensamento degli ambienti esistenti, quindi di scuole esistenti. Per fortuna, seppure ovviamente una minoranza, possiamo ragionare anche e soprattutto, grazie ai fondi del PNRR, di scuole nuove. Allora faccio un piccolo passo indietro, perché è dal 2012 che Indire si occupa di questo tema, ovvero del tema degli ambienti di apprendimento innovativi, di ragionare in un concetto, come diceva prima anche Adriana, di superare la centralità dell'aula, l'aula come l'unico ambiente dove si apprende, quando il professor Casertano, quindi insomma si apprende in contesti anche outdoor, si apprende in questo momento, siamo in un bellissimo contesto che non è quello per così dire tradizionale, potrebbe essere un agorà, no? Però come diceva prima Samuele, questo è un ambiente che ha un'affordance molto chiara, uno a molti, ok? E noi sappiamo oggi che la scuola delle competenze non si può limitare sull'ascolto passivo, dobbiamo superare questo modello senza per questo abbandonare la lezione frontale, ma affiancarla di tutta una serie di altri momenti didattici attivi,
esperienziali, individuali, personali, piccolo gruppo, grande gruppo, medio gruppo, eccetera, interni alla scuola, esterni alla scuola, che un ambiente deve poter favorire. Ecco perché dal 2012 noi lavoriamo molto su questo tema e come primo esito di questo tema abbiamo prodotto un manifesto per gli spazi educativi della scuola del nuovo millennio, un titolo un po' evocativo, certo, manifesto 1+4, dove 1 è l'aula, pensata con modalità di setting diversificati, diversi dall'unico setting che conosciamo, no? I banchi in file allineate, il docente da una parte, modello uno a molti. Ambienti flessibili che consentano l'organizzazione anche all'interno dello stesso ambiente aula-classe, diversificati e flessibili e molto veloci, che consentano e facilitino la possibilità di interagire in maniera diversa. Ma non solo, questo manifesto tende anche a pensare gli altri ambienti della scuola, non necessariamente pensati con una finalità didattica. Penso per esempio agli spazi di raccordo, gli ampi corridoi, gli atri, e qui vedo dirigenti, docenti, amici, colleghi di scuole che lo hanno già fatto e sarà bello vederlo e toccarlo con mano domani, no? Perché l'idea è proprio vedere in pratica queste idee e da un'idea tirarne fuori sempre una nuova. Quindi dicevo, ambienti che non necessariamente hanno una finalità didattica, ma che affiancano l'aula nella sua finalità assolutamente preminente nel complesso ecosistema della scuola. Quindi l'idea del manifesto 1+4, dove appunto l'1 è lo spazio classe aula e il 4 sono altri ambienti imprescindibili, uno è l'agorà, uno è lo spazio individuale, uno è lo spazio di esplorazione più laboratoriale e così via dicendo. Però ecco, questi ambienti devono essere pensati non come ancillari alla centralità dell'aula. Quindi le parole chiave che abbiamo usato in questo manifesto sono organicità, quindi ambienti che possono collaborare in maniera organica, la flessibilità, appunto una delle parole chiave che emerge con forza dalle esperienze e anche dal fatto che, come diceva lo stesso Alberto, la vita di un edificio è molto duratura nel tempo, per cui dobbiamo pensare a delle soluzioni che consentano di muoverla anche a un cambiamento della società che abbiamo potuto toccare con mano e sempre più veloce. E poi un concetto di apertura verso l'esterno, dall'esterno verso l'interno e viceversa, un po' il concetto che stiamo reificando oggi. Sì, semplice direte, non affatto semplice ovviamente, occorrono naturalmente delle risorse e occorre naturalmente la partecipazione di una comunità interna alla scuola che deve compartecipare e vivere questi processi, questi percorsi, proprio per non subirlo il cambiamento, no? Proprio per riportare al centro questo concetto che ci è molto caro nell'ambito del progetto di interesse nazionale PROSA, prototipi di scuole da abitare, che è proprio quello dell'abitabilità della scuola, del non subirla, ma di viverla come se fosse appunto un ambiente domestico. E allora nel 2013 Indire, su mandato dell'allora ministro dell'istruzione Profumo, cercò di riscrivere le linee guida per l'edilizia scolastica. Voi sapete che quelle attualmente vigenti risalgono al 1975, quindi insomma un po' di anni fa, hanno un anno più di me. Nel frattempo è cambiata la società, sono cambiate tutta una serie di cose e noi abbiamo cercato di ricostruire un nuovo concetto pedagogico di scuola dove pedagogia e architettura si parlassero. È un po' questo il concetto poi che è stato sposato in maniera centrale dal nostro progetto di interesse nazionale. Ebbene, quelle linee guida non finirono mai l'iter di approvazione attuativa e quindi ovviamente restano in vigore quelle del 1975, che per essere del 1975 hanno comunque degli elementi di innovazione piuttosto importanti. Quello che voglio dire è che queste linee guida ci ha fatto molto piacere cogliere nelle progettualità esistenti che hanno avuto comunque un impatto. Sono servite loro e il manifesto 1+4, di cui trovate maggiori dettagli naturalmente dentro il volume, non siamo qui adesso a entrare nel merito dei contenuti. Dicevo, quelle linee guida sono servite come ispirazione per la progettazione di scuole nuove. Abbiamo partecipato per esempio ad alcune delle commissioni che hanno selezionato le idee progettuali delle future 212 scuole finanziate con i fondi del PNRR e molte di queste progettualità si ispiravano proprio a queste linee guida. Quindi segno che questa sensibilità di questo dialogo che auspichiamo tra pedagogia e architettura si sta via via sedimentando.
Arriviamo al volume. Il volume è diciamo ulteriormente espanso dalle riflessioni che abbiamo potuto fare con i colleghi amici dello UAV e le altre unità di ricerca del progetto PROSA, prototipi di scuola da abitare, e contiene 15 esempi virtuosi di connubio in scuole nuove, perché appunto ci interessa tanto il ripensamento delle scuole esistenti, ci interessa anche indirizzare, orientare la costruzione di scuole nuove, avendo ben presente una visione pedagogica, senza reiterare dei modelli, non chiedendoci per quale società stiamo progettando una scuola, no? Senza farsi delle domande. Per cui come abbiamo individuato queste scuole? Sono 15, sono scuole nuove, relativamente abbiamo inteso nuove con circa 10 anni di vita, disseminate abbastanza sul territorio nazionale. Ovviamente non ha la pretesa di esaustività, ci interessava restituire l'idea di alcune scuole che avessero fatto proprio questi principi di connubio tra pedagogia e architettura, cioè pensare una scuola con un progetto pedagogico. E questi casi, secondo noi, vanno molto in questa direzione. Cosa determina rispetto alla nostra esperienza una storia di successo? Sicuramente il dialogo tra queste anime, quindi l'anima del progettista, sicuramente l'anima della comunità della scuola, che non può trovarsi a subire un ambiente, ma che lo deve vivere, deve compartecipare alle scelte per sentirlo proprio, e naturalmente l'anima di chi poi è abilitante per tutti questi processi, gli amministratori e gli enti locali. Dialogo complesso, un dialogo che appunto, come dicevamo prima, va costruito nel tempo e con fatica. E quindi trovate in questo volume 15 casi di scuole che hanno intrapreso questo cammino. Lo trovate è un volume fotografico, per cui a parlare sono le immagini. Vedrete che è l'immagine che guida la lettura di questi casi virtuosi. Il testo ha, diciamo, un impatto molto, molto ridotto in quest'ottica. E ve ne cito due, per esempio, trovate la scuola, l'Istituto Agnoletti di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, che per esempio nel momento di ripensamento, di ricostruzione di questa scuola si è ispirata proprio al manifesto 1+4, quindi ci ha coinvolto nelle fasi progettuali, abbiamo coinvolto la comunità scolastica, le abbiamo aiutati a trovare la propria strada nel loro concetto di abitabilità. Ci sono molti altri casi, non entro adesso nel merito perché naturalmente lascio a voi il piacere della consultazione. Sono scuole di ogni ordine e grado. L'unico diciamo principio guida al quale vi invito ad indirizzarvi nella lettura di questo volume, vado a concludere il mio intervento, è non pensare che vabbè, sono scuole nuove, piace vincere facile, grazie, no? E non tutti abbiamo queste fortune. Certo, è vero, è chiaro, è così, però attenzione, perché anche leggendo con delle lenti particolari, no? Le esperienze delle scuole nuove, guardate che qualcosa si può sempre fare, no? È chiaro, non sarà nelle nostre capacità abbattere un muro portante, è evidente questo, no? Però avere la capacità di leggere un'idea qua dentro, guardate che si può fare. Pensare per esempio a un grande spazio di disimpegno, un corridoio, senza andare ad impattare nelle vie di fuga, e allestirlo con degli arredi morbidi. Voglio dire, già questo sembra una piccola ma una grande cosa, perché aiuta a deaulizzare l'apprendimento, cioè a spezzare quella rigidità dell'aula e poterne utilizzare una parte all'esterno per avere magari dei lavori in parallelo in sottogruppo. Per cui ecco, l'idea è non leggere questo volume come dire vabbè, ma leggerlo proprio con quest'ottica di andarci a cercare dei principi di applicabilità, perché ci sono sempre. Abbiamo visto delle scuole che, mettendosi in cammino insieme a noi, hanno maturato una sensibilità nel leggere le possibilità dell'ambiente ai quali non siamo abituati, perché l'ambiente viene dato, è subito, è diverso dalle scuole per esempio di metodo, le scuole montessoriane, le scuole steineriane, che ne hanno un'intenzionalità progettuale specifica. Ecco, quindi il nostro lavoro qua
con tutti noi insieme a voi è proprio quello di ricreare questo dialogo virtuoso e di ricreare queste lenti attraverso le quali possiamo vedere delle possibilità che non pensavamo fossero tali, ma in realtà ci aiutano andare oltre quella abbiamo sempre fatto così. Ecco, quindi l'invito è di guardare anche tutte le esperienze di domani, le esperienze della mostra proprio con quest'occhio, occhio attento di cannibalizzare delle idee, delle esperienze, perché da idea, il potere generativo dell'idea è questo, da idea nasce sempre una nuova idea. Grazie. Grazie. Aggiungo che in quel volume si può trovare ispirazione, quindi senza malta e mattoni, diceva bene, si può anche con l'arredamento, con i colori, dare un assetto e una percezione diversa della scuola. Permettetemi di ricordare, tra gli altri sponsor, non l'abbiamo nominato prima, a proposito di arredo scolastico, Arredi 3N. Ecco, così, professore, ho fatto anche questa. Ora, Leonardo Tosi, primo tecnologo di Indire, si occupa di spazi educativi e ambientali di apprendimento, e qui proprio, insomma, ci entriamo dentro l'argomento, no? Sì, allora proseguo un po' il filo conduttore inaugurato da Alberto Ferlenga, perché mi pare che la grande centratura un po' di questo bel momento di confronto è proprio questa parola abitare, no? Che è stata un po' colta fin dai primi interventi, che apre un po' la strada a questa nuova idea di progettualità, come è stato detto, no? Il libro, mi riaggancio un po' a quello che diceva Elena, il libro insomma è stato organizzato rigorosamente secondo il decalogo di Pennac, quindi è un libro che si può iniziare in qualunque punto, si può saltare, si può va usato. Ecco, io questi oggetti di cui abbiamo parlato, ecco, vorrei sottolineare appunto che sono il risultato di un lavoro appunto importante, fatto soprattutto pensando a voi. Ecco, noi a Indire soprattutto cerchiamo ormai da tanti anni di non fare pubblicazioni tanto per fare o tanto per avere dei riconoscimenti, ma di fare dei prodotti che poi possano essere utilizzati e possano avere una ricaduta e un impatto soprattutto sulla scuola. Quindi qui noi, quello che diceva Elena, credo sia importante, perché non è un catalogo di scuole nuove, ma è una documentazione di scuole di recente costruzione vissute. Quindi tutta la documentazione che trovate nel libro è il risultato di un'intervista col dirigente scolastico, di un'intervista con l'architetto. Sono tutte scuole che abbiamo visitato in modo approfondito e che appunto rispecchiano quest'idea dinamica di progettualità in cui mai il progetto iniziale rispecchia poi il vissuto e quello che poi vedete anche nelle immagini che trovate nella documentazione. Questo è molto interessante proprio perché va a impattare su questo dualismo che diceva Alberto Ferlenga del progetto iniziale e dell'uso, no? Che si va sempre più a assottigliare, no? Questa distinzione che una volta noi avevamo nell'immaginario questa idea di scuola in cui si alternavano spazi di passaggio e spazi di contenimento, no? Tant'è che anche nella progettazione si parla di metri quadri per alunno, considerando come le persone all'interno della scuola degli elementi statici, no? Come se posizionare un alunno su una sedia con un banco con un minimo di spazio intorno, no? Quella è l'unità di misura. Su questo la ricerca, il movimento, l'importanza del movimento per la concentrazione, no? Abbiamo ormai delle evidenze che sono veramente macroscopiche, che contraddicono tutti quelli che sono, no, il nostro passato di strutturazione di aule, di banchi, di rigidità all'interno dello spazio. E proprio questo va poi a impattare anche sul processo nell'ordine temporale, no? Noi siamo abituati anche a vedere una progettazione di una scuola che poi viene consegnata come edificio finito e poi inizia questa fase di utilizzo, no? Tant'è che anche noi molto spesso veniamo chiamati al momento dell'inaugurazione, no? Come se lì fosse il momento in cui si termina la progettazione e inizia l'utilizzo, mentre invece questo volume
insomma c'è un po' un'evidenza secondo noi come questo, anche la progettazione iniziale nelle modalità con cui è stata descritta da Alberto Ferlenga e da Elena, no? Che deve essere una progettazione che apre a questa possibilità poi di plasmare dal punto di vista educativo e pedagogico lo spazio, perché come succede poi per tutti gli ambienti, la didattica cambia lo spazio, lo modifica nel tempo, le esigenze cambiano, tant'è che noi, diciamo, uno dei nostri lavori è proprio basato su questo ciclo abitativo, no? E anche l'idea del ciclo abitativo assottiglia ancora di più quella che è la differenza della progettazione per le scuole nuove con quello che poi è il nuovo protagonismo che riguarda la scuola, no? Che adesso con i finanziamenti e che anche dal punto di vista delle politiche educative un riconoscimento importante, perché come sapete prima anche gli arredi venivano in qualche modo decisi solamente dall'ente locale su parametri quantitativi. Adesso da un po' di anni le ditte, diciamo, hanno la possibilità di entrare in dialogo diretto con le scuole e il dirigente ha il margine di scelta, quindi come è successo un po' anche per le tecnologie si è aperto questo dialogo di cui stiamo parlando tra chi progetta gli arredi, chi progetta gli spazi, chi abita gli spazi, chi poi mette a disposizione i finanziamenti, no? E quindi diciamo in questa visione in qualche modo dinamica dello spazio si gioca un po' tutto quanto il tema di cui stiamo parlando. L'altro aspetto secondo me importante, che si ritrova anche questo nel volume, è che abbiamo cercato di distinguere quello che è l'orientamento pedagogico degli spazi da quello che è poi la descrizione degli ambienti, proprio perché c'è un momento di dialogo tra la scuola e la progettazione iniziale, che è quello su cui si dibatte a livello di progettazione partecipata iniziale, e anche su questo appunto abbiamo cercato un po' di sottolineare tutte quelle che sono l'importanza di integrare all'interno di un qualunque progetto di un edificio nuovo la visione della scuola, tant'è che anche nel racconto che Elena faceva un po' del nostro trascorso, come dire, degli ultimi anni, molto spesso, soprattutto da parte di chi si occupa dei finanziamenti poi da destinare alla costruzione di scuole nuove, ci è stato chiesto: bene, avete fatto questo manifesto che in qualche modo, diciamo, tenta di superare questa idea di spazi come aule e corridoi con l'idea di spazi funzionali. Allora qual è il nuovo modello di scuola? No? Cerchiamo insieme di definire quali sono le caratteristiche della nuova scuola, in modo poi da vincolare anche i finanziamenti a queste caratteristiche. E questa è proprio la grande, no? la grande mistificazione, a partire dal contesto urbanistico e a partire poi anche dalla visione del territorio. L'espressione di qualunque territorio poi si rispecchia all'interno della visione pedagogica. Quindi non abbiamo più un modello di scuola unico, e questo è anche probabilmente anche un qualcosa che ci disorienta in qualche modo, no? Perché ciascuna realtà territoriale, ciascuna realtà anche dal punto di vista pedagogico porta avanti un'ottica diversa. Quindi avremo sempre più, e in questo manuale un po' lo vediamo, scuole diverse tra loro, molto diverse tra loro, per cui questi nuovi concetti di cui un po' si fa riferimento all'interno delle diverse pubblicazioni, sia il libro fotografico sia poi il piccolo manuale, si parla di schemi funzionali che vengono poi interpretati in base alle diverse realtà e che possono essere utili anche al momento dell'acquisto degli arredi. Da questo punto di vista anche nelle risorse poi messe a disposizione dal PNRR abbiamo sempre un po' consigliato di evitare di fare degli acquisti di pacchetti finiti già pronti, ma di cogliere queste opportunità per fare una riflessione su una scuola. Soprattutto anche credo sia importante per la scuola imparare a leggere il proprio ambiente, no? E su questo abbiamo un po' messo a disposizione anche degli strumenti per fare un qualcosa che come scuola non siamo molto abituati a fare, cioè andare a analizzare criticamente prima di fare gli acquisti o prima poi di
produrre una visione pedagogica che si possa tradurre in progettualità, andare a vedere cosa succede all'interno delle proprie scuole, no? E su questo ci sono alcuni strumenti che dal punto di vista educativo sono abbastanza nuovi ma interessanti, no? E riguardano per esempio queste, vengono chiamate walkthrough, no? Cioè passeggiate all'interno della scuola in cui si vanno a individuare alcuni ambienti paradigmatici, che ad esempio un'aula che è rappresentativa un po' degli orientamenti didattici della scuola, piuttosto che l'auditorium, piuttosto che la biblioteca, alcuni laboratori, e su questi si fa, diciamo, proprio una visita guidata con un campione di docenti prima, poi di studenti, poi anche di personale amministrativo e tecnico, proprio per andare a individuare criticità e potenzialità dell'ambiente, in modo che poi quella che è la progettualità dal punto di vista della scelta dell'arredo, dell'acquisto dell'arredo e anche della progettazione della scuola nuova o comunque del ripensamento della scuola sia il risultato di un'analisi condivisa in cui emergono le criticità, le problematiche rispetto un po' alle pratiche didattiche messe in atto dalla scuola, ma anche le potenzialità inespresse. E questo poi può essere facilmente messo in discussione e diventa diciamo, un patrimonio un po' della comunità scolastica. Ad esempio, no, è molto interessante mettere poi a confronto l'ottica didattica dei docenti che colgono alcune cose poi da quelle che sono anche il personale amministrativo, perché poi sappiamo bene che la ricaduta degli open space, dei paesaggi didattici, delle aule aggiuntive, dell'interazione tra l'esterno e l'interno portano poi anche una ricaduta dal punto di vista di quelle che sono le mansioni dell'intero personale della scuola e nonché poi quelle che sono le percezioni e le esigenze dal punto di vista degli studenti. Quindi diciamo non voglio aggiungere molte altre cose, però ecco, sottolineo un po' questi oggetti di cui abbiamo parlato, il piccolo manuale, il volume fotografico, la mostra, ecco, l'elemento, il trade union di questa idea di abitare che veramente cambia un po' tutto quanto quello che abbiamo vissuto oggi nel rapporto tra progettare e usare come momenti diversi, no? di vivere la scuola. E questo, ecco, un po' penso che sia il tema di riflessione che ci sfida un po' tutti, no? Sia progettisti, ricercatori, docenti e scuole, e su cui insomma avremo poi un anno su riflessione, vedremo poi nell'edizione dell'anno prossimo se avremo insomma ecco anche delle idee. E poi credo che l'altro aspetto sia domani importante, no? L'altro grande libro, oltre a questo riguardo alle scuole nuove, è quello dei vostri progetti, perché credo che diciamo fa in qualche modo il paio, no? Da quello che ho potuto vedere lì c'è veramente diciamo tutta la creatività e tutto quello che è la visione pedagogica di una scuola che va a intervenire sull'ambiente, su quello che è lo spazio visto veramente come qualcosa che viene plasmato dalla comunità scolastica. E insomma non vedo l'ora poi domani di leggere anche quest'altro libro, quest'altro racconto dei 100 progetti che ci portate poi all'attenzione. Grazie. Grazie. Sì, non vedremo i 100 progetti, ne vediamo una selezione, una trentina, però posso assicurare che i 100 progetti erano tutti molto interessanti. Sì. Allora, il collante trasversale, per riassumere, è una proposta, una sommessa proposta, quella di alzare lo sguardo su una scuola nuova, evolutiva, su un modo nuovo di fare scuola. Quindi affido le conclusioni al professor Giorgio Vittadini, ordinario di statistica all'Università Bicocca di Milano e presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Vorrei suggerire per finire 4 spunti, ma prima una premessa per dire secondo me qual è il filo rosso. Partiamo da quello che ha ricordato Raffaelli della battuta di Papa Francesco. La scuola è un villaggio, ma se la scuola è un villaggio, la scuola è un incontro, perché nel villaggio o nelle cittadine ci si incontra. Il centro è una piazza
almeno le cittadine italiane, perché se vai negli Stati Uniti non è sempre così. Io quando sono andato in certe città degli Stati Uniti sono rimasto, penso a Denver, Los Angeles, dov'è la piazza? Dov'è il luogo centrale? E questo secondo me è una grande forza della nostra cultura. La scuola è un incontro, vuol dire che se è un incontro c'è un soggetto umano, e anche questo non è scontato, perché se andiamo all'inizio del 1800, quando Auguste Comte fonda la sociologia e in qualche modo pensa alle scienze umane che riguardano l'umano, la pensa come la fisica, la chimica dell'umano. Non ci deve essere il soggetto, non ci deve essere il punto di partenza, deve essere oggettivo. Dopo 220 anni si capisce che è roba vecchia. Ci ha dominato per anni, ha creato disastri, ma è una scienza vecchia, finita. Perché senza il soggetto umano non esiste. Fino a 30 anni fa pensavamo che anche l'economia dovesse andare così, che quando si parlava di umano non si fosse scientifici, perché il neoliberismo neoclassico era le leggi dell'economia è diventata finanza, ma è morto sotto gli errori gravi, la crisi finanziaria, la sostenibilità, l'incapacità di guardare l'ineguaglianza, non sta più in piedi. Allora il punto di partenza è un soggetto. Cosa vuol dire sulla scuola? Allora vi faccio un esempio per capire di cosa stiamo parlando, perché si entra nella questione dello spazio con due grandi quadri di Bruegel il Vecchio che vi invito ad andare a vedere. Il primo è un grande quadro che è una scena di vita in bordo al mare, in cui in questo mare si vede un polpaccio di una persona che sta affogando. Sapete qual è il titolo? Icaro. Cioè non fa vedere l'Icaro che vola, ma tu devi capire, devi osservare che quel polpaccio è questa scena. Se tu non osservi, tu non capisci. E c'è un altro quadro che ha un titolo classico, la Via Crucis. Se voi penserete a Gesù in prima visione, eccetera, eccetera, vedete invece una grande pianura popolata di gente. Sullo sfondo piccolino, piccolino, vedete un uomo con una croce, quasi invisibile. Se voi non guardate, voi non vi accorgete. Questa è la realtà di oggi, in cui siamo così immersi di informazioni che non ci accorgiamo di quello che capita. Il mondo di oggi ha bisogno di un soggetto, perché sennò tu hai moltiplicato le fonti di informazione, ma non riesci a capire cosa conta, cosa sta avvenendo. E anche in quei casi, questi due fatti importanti per la storia dell'uomo, tutte e due fondamentali, potevano, qual è l'intelligenza di Bruno, essere passati inosservati. Perché io non sono mai andato a Gerusalemme, ma la via sacra è una via in cui, piccola via piena di venditori, di una casa, probabilmente non si sono accorti di quel giorno. E anche l'idea di Icaro, poi non accorgiti. Infatti c'è una bellissima canzone storica di Iannacci, Prete Liprando, che comincia con questa frase: dedicato a tutti quelli che partecipano a fatti storici e non se ne accorgono. Il problema della scuola oggi è come ti accorgi. E infatti un mio amico insegnante mi ha suggerito questa frase con cui introduco la riflessione sugli spazi, che il primo ambiente di apprendimento è lo sguardo che il professore rivolge ai suoi studenti. Tu devi avere uno spazio in cui questo incontro di sguardi venga potenziato, venga aiutato, perché se non c'è questo, se non c'è il soggetto che incontra, se non c'è questo incontro, non c'è conoscenza, non c'è apprendimento, perché la scuola è un incontro. Allora, 4 punti che riprendono le cose dette, 4 antinomie: non sciatteria ma bellezza. Io mi sono sempre opposto a un'idea, frequentando terzo settore, scuole, in cui le cose dei poveri devono essere brutte.
tu devi avere cose scrostate, le scuole sono tipiche, no? Le scuole di periferia, scrostate con libri con scritte sopra, o la realtà del terzo settore, tutta, mentre le cose di ricchi sono bellissime, lì è brutto. Allora vi racconto, per farvi capire questo, che una storia di un ragazzo di Cometa, scuola professionale di avanguardia nel nord della Lombardia, a Como, di questo ragazzo che si vestiva sempre male. Un giorno devono andare, siccome è una scuola professionale proprio dedicata alla capacità di far mobili e altro, vanno a incontrare i mobilieri del centro e viene vestito benissimo. Allora i professori dicono: ma perché ti sei vestito benissimo? Ah, perché questo di solito è per finta, oggi è sul serio. Oggi è sul serio, oggi incontriamo qualcosa di vero. Allora la bellezza è una cosa fondamentale, perché quando c'è una bellezza degli ambienti, uno capisce che è sul serio, che uno è preso sul serio. Può essere una bellezza diversa, può essere quella dei murales, può essere una bellezza moderna, ma deve essere bello. Non puoi fare che se un ambiente sia sciatto, perché sennò tutto quello che avviene lì dentro è finto. E non è detto che la bellezza sia la bellezza della ricchezza, dell'ostentazione. Noi siamo il paese della bellezza, ma pensate se invece di questa bellissima piazza, pensate in ogni punto, avessimo quelle cose. Io sono venuto su nella periferia di Milano, quella di Via Gluck, dall'altra parte, ma è Via Gluck, gli enormi casermoni, eccetera, eccetera. Ma tu hai già ucciso. Ma non è detto che, come dire, la bellezza debba chiedere ricchezza, ma chiede un ordine che viene dal mondo. Quindi il primo tema di cui stiamo parlando è scuole belle. Scuole magari partecipate, dove la bellezza viene costruita insieme, ma in cui la bellezza di uno sguardo diventi la bellezza di ambienti, magari fatti dagli stessi alunni, dai genitori, dai professori. Ma questo è il primo tema di cui stiamo parlando. Per questo si può pensare a un libro o a qualcosa del genere. E l'intelligenza dell'Italia è l'intelligenza di aver fatto cose belle anche quando si è poveri. Pensate alla cucina. Se vi ricordate cose che faceva mia mamma e la mia nonna, la torta di pane. La torta di pane era fatta del pane raffermo col latte, ma era buonissima. E gran parte della cucina italiana nasce prima della Nouvelle Cuisine con tutte cose povere, come tante cose artistiche. Quindi il primo problema è questa bellezza da ricostruire. Il secondo lo prendo da quello che vediamo detto prima, non formalismo ma organicità. Cosa vuol dire? James Heckman, premio Nobel, che adesso citerò, che ha inventato lo studio su non cognitive skill ed è anche uno dei grandi studiosi di Reggio Children qui presenti, attacca la scuola funzionalista americana, dove che la scuola taylorista, la scuola che nasce per aiutare la catena di montaggio, perché devi avere delle persone che riproducono all'infinito la stessa cosa, quindi devi essere funzionalista, hai bisogno dei test, devi ridurre l'intelligenza ai test chiusi, usati come metodo di valutazione dello studente, che noi usiamo francamente per far entrare la gente all'università, perdendo secondo me molti talenti. Ma il mondo è cambiato, non è più la catena di montaggio, non c'è più l'obsolescenza ogni 40 anni, non riproduci la stessa cosa per 40 anni, tu hai un continuo cambiamento. E infatti Heckman introduce, e oggi è, anche se un po' confusionario, materia comune, il tema dei non cognitive skills, quelli che, per dirne alcuni, la stabilità emotiva, la stabilità relazionale, l'apertura alla realtà, l'estroversione, l'amicalità, la motivazione, l'ottimismo, la speranza, studiati in moltissimi studi come connessi, legati ai cognitive skills. Non sono attività emotive, ma sono fattori fondamentali della conoscenza. Allora voi capite che io devo creare degli ambienti organici a questo modo di conoscere, che è creativo, che è continuo, che è continuamente cambiante, che ha a che fare con l'innovazione continua, che deve stimolare questa possibilità. Quindi è un'organicità, giustamente, che è diverso del funzionalismo, di qualcosa che deve essere tutto uguale, tutto
standardizzato, perché la conoscenza era standardizzata, perché era un mondo che non cambiava, perché avevi bisogno di riproduttori di blue collar o white collar che riproducevano sempre la stessa cosa, e quindi che ti dicevano, come fu detto da un intellettuale un po' di anni fa, che si studiano i Fenici solo perché c'è Luna Rossa, quindi bisogna vedere l'origine. No, si studiano i Fenici perché è bello studiare i Fenici. E allora io voglio avere una classe in cui posso avere una riproduzione di una nave fenicia o di qualcosa che viene fatto, di un manufatto, di qualcosa che introduce questa organicità di conoscenza. Terzo aspetto, non rigidità, ma flessibilità. È per quello che ho detto, che è stato detto prima. Se il mondo cambia continuamente, io posso pensare delle scuole uguali, posso ridire quello che diceva il ministro di Napoleone, che come sapete si vantava che in quell'istante in tutta la Francia si stava insegnando in tutte le scuole la stessa cosa. Ma io credo dei cretini se credo una cosa del genere. Perché pensate a me, io sono uscito nel 79 dall'università, non esisteva il telefonino, non esisteva internet, non esisteva la fotocopiatrice, non esistevano i pacchetti statistici, non esisteva la gran parte delle cose che sono. Pensate se io sono uscito con 110 lode, fossi rimasto a quello, adesso mi avreste messo in un posto per handicappati, perché vuol dire che uno che non si evolve è fatto fuori. Allora vuol dire che la flessibilità degli ambienti, la capacità di avere ambienti che possono essere modificati diventa fondamentale alla conoscenza, perché tu non sai cosa sarà fra 5 anni, ma non solo del processo produttivo, del processo di conoscenza della realtà, del modo di guardare, del modo positivo di usare l'intelligenza artificiale. Una mia amica che insegna storia negli Stati Uniti, in università, mi dice: ma tutti ormai diamo per scontato, quando diamo i paper ci usano l'intelligenza artificiale, solo che gli diciamo: bene, l'hai fatta, adesso me la discuti. Non è che discuto le nozioni, me la discuti, quindi io devo partire da questo e se mi aumenti il livello, aumenti la necessità cognitiva e crea ambienti di questo tipo. Ultimo aspetto che traggo da quello che è stato detto, chiamiamolo così, sussidiarietà e non imposizione dall'alto. E sia ben chiaro che sussidiarietà non vuol dire spontaneismo, vuol dire dialogo. Vuol dire l'idea che tu hai un INDIRE, che è un organismo centrale, che valorizza e dialoga. Vuol dire linee guida che ti danno i confini in cui ti puoi muovere, ma in cui usi le leggi del 98 di Berlinguer, autonomia e parità, anche per modellare gli ambienti, perché evidentemente fare una scuola a Valdobbiadene, a Bolzano, a Caltanissetta o a Pescara o a Milano o in un quartiere di Milano deve essere diverso, deve tener conto dell'ambiente diverso, deve avere una possibilità diversa, deve costruire cose diverse, perché c'è una scuola che avrà bisogno di laboratori e un'altra che avrà bisogno di luoghi dove fai teatro, deve esserci la possibilità, come detto, di un indoor e outdoor. Allora, concludendo, voi capite, io do questi 4 criteri, mi sembra, per concludere, per buttare lì la palla, per dire che si apre uno spazio in cui insieme, non contro le strutture centrali, le strutture statali, i ministeri, gli assessorati, si conosce. E qui allora la forza della scuola italiana, che è il realismo, né un deduttivismo idealista, né un empirismo senza come dire, costrutti, diventa fondamentale, perché il realismo è l'incontro, è questa capacità di guardare. E quindi penso che cose come questo festival sia fondamentale. Infatti chiudo con una battuta e un auspicio, lo dicevo prima a Raffaelli: sarebbe bello che al prossimo meeting di Rimini ci fosse una mostra del Festival dell'Innovazione, cioè un luogo dove, passando migliaia di giovani, fosse visitabile anche a chi non ha potuto venire al festival, dei momenti di innovazione, perché anche lì questo nuovo modo di costruire la scuola, che mette insieme il dialogo tra chi costruisce nei singoli posti e chi è al centro,
diventi un metodo con cui andare avanti. Grazie. Grazie professore per gli spunti di riflessione preziosissimi e per la suggestione, insomma, di questa contaminazione bellissima, vero professor Raffaelli? Che raccoglieremo. Allora, ringrazio i nostri ospiti, il professor Giorgio Vittadini, il professor Alberto Ferlenga, grazie a Elena Mose, Leonardo Tosi, saluto l'assessore Elena Donazzan, Angela Colmellere, il rappresentante della Camera di Commercio che è rimasto con noi, il presidente della provincia Marconi, il sindaco di Valdobbiadene, i rappresentanti tutti delle istituzioni. Saluto speciale, consentitemelo, ad Alberto Raffaelli, ideatore Deus Ex Machina e presidente instancabile dell'Associazione Festival. Grazie a tutti voi che siete qui. Domani si comincia, ma per adesso si brinda. E allora c'è un brindisi e la degustazione dei prodotti del territorio a cura degli allievi e dei docenti della Scuola di Formazione DF di Valdobbiadene. Buon proseguimento di serata, buon appetito e buon festival.